È un pareggio per 1-1 che sta stretto alla Nuorese, quello ottenuto stasera contro il Selargius nella semifinale di andata del campionato regionale Juniores. Gli ospiti sono riusciti a pareggiare in zona Cesarini, una gara che era stata dominata in lungo e largo dalla Nuorese, che ha sprecato un gran numero di occasioni da gol. La sfida a cui si riferiscono le immagini è stata giocata questo pomeriggio nel campo di Città Giardino. La formazione verde-azzurra, guidata dal tecnico Gavino Sanna, dopo aver dominato il proprio girone, questo pomeriggio si è trovata di fronte alla squadra allenata da Pierpaolo Piras. La Nuorese ha fatto la partita andando nel primo tempo a più riprese al tiro, ma la mira degli attaccanti verde-azzurri questa volta si è rivelata imprecisa e il portiere avversario ha fatto il resto. Una superiorità territoriale che però non ha consentito alla Nuorese di chiudere in vantaggio la prima frazione. Nella ripresa i giovani verdi-azzurri sono partiti decisi a sbloccare il risultato per vincere la sfida di andata e presentarsi alla gara di ritorno con un punteggio favorevole. La pressione dei verdi-azzurri ha trovato il giusto premio a metà del secondo tempo, quando Simone Selloni si è involato in area serargina, ma è stato atterrato da un difensore mentre si apprestava a concludere da ottima posizione. L'arbitro ha decretato il penalty, ma non ha espulso il difensore, nonostante fosse l'ultimo uomo, e lo ha solo ammonito. Sul dischetto si è presentato lo stesso Simone Selloni, che ha realizzato la massima punizione portando in vantaggio la Nuorese. I padroni di casa hanno continuato a premere con l'obiettivo di rimpinguare il bottino di gol in vista della gara di ritorno, ma allo scadere il Selargius, su una disattenzione difensiva della Nuorese, ha piazzato il colpo del KO andando a segno con Cardia, attaccante della prima squadra. Un pareggio beffa per quanto si è visto nel corso dei 90 minuti. Adesso la Nuorese deve resettare tutto e pensare alla sfida di ritorno in programma mercoledì prossimo a Selargius. La formula è quella delle coppe europee. Per passare il turno la Nuorese deve vincere o pareggiare segnando almeno 2 gol. Per quanto visto oggi, se i verdi-azzurri giocheranno con lo stesso spirito e saranno più concreti in zona gol, il passaggio del turno è alla loro portata.